I giovani colorano un muro e soprattutto i giovani fanno sì che questo muro non sia un muro di divisione, ma un muro che unisce. Unisce innanzitutto l'imprenditore, quindi unisce prima di tutto le generazioni, perché parliamo dell'imprenditore maturo e dei giovani creativi, e unisce due mondi, come quello dell'imprenditoria da un lato e dei giovani creativi dall'altro. Allora, il progetto nasce parecchi anni fa perché di street art si parla da tanti anni all'interno del progetto Giovani Criciúma di Vittorio Veneto. Quest'anno è stato istituito un ennesimo laboratorio di street art grazie ai fondi regionali e a questo laboratorio hanno partecipato giovani dei 28 comuni della ex ULSS 7, quindi del nostro distretto, alcuni dei quali sono qua. 21 ragazzi hanno quindi partecipato attivamente ad illustrare questo muro, usando appunto il muro come loro tela. Mi preme dire che la mente di tutto ciò è Mike 128, quindi un writer professionista vittoriese, Michele Peruc, che noi ringraziamo sempre per la sua disponibilità a promulgare quest'arte e anche a far crescere i ragazzi in questo progetto. Il muro è lungo 110 metri, sono 220 metri quadri che i ragazzi hanno illustrato raccontando la loro interpretazione delle 4 stagioni, un'interpretazione assolutamente originale e che dà, come ha detto lei, colore a questa zona industriale. L'auspicio è che questo sia il primo muro della zona industriale ad essere dipinto, ad essere colorato, perché ciò dimostrerebbe una vera integrazione tra l'impresa, tra gli imprenditori e i giovani che qui vogliono lavorare, vogliono partecipare attivamente ad una crescita sociale della nostra città e anche della zona industriale. E niente, praticamente abbiamo deciso di fare queste 4 stagioni che rappresentano praticamente ogni colore. La primavera è dal porpora al rosa, l'estate la scala di verdi, poi c'è l'autunno che è marroni e arancioni e poi l'inverno con i turchesi. Abbiamo deciso di fare questa cosa qui che rappresenta praticamente tutti i 365 giorni dell'anno. Siamo partiti da questa progettazione dove assieme ai ragazzi abbiamo tentato di buttare fuori qualche idea, è venuta fuori questa cosa delle 4 stagioni dove ci è piaciuto tantissimo. Abbiamo proposto il progetto al comune, al progetto giovani che c'erano già dentro e al signor Crater ed è piaciuto tantissimo. Ma guardi, un paio di anni fa ho rifatto questo muro che era in condizioni non decorose per la nostra azienda. L'ho rifatto, è venuto fuori in effetti pur grigio, ma è venuto fuori un bel muro. E siccome sono sensibile al fatto che i giovani hanno delle passioni della street art e non trovano sempre gli spazi, anzi alle volte sono anche osteggiati, ho detto perché non fare qualcosa con questo muro. Devo dirle che, come succede alle volte nella vita, sono stato anche molto fortunato perché ne ho parlato con un mio amico che è Loris Bagliana di Cuba e Loris mi ha messo in contatto con questo mondo, col progetto Giovani del comune di Vittorio Veneto, e quindi siamo riusciti, ognuno mettendo il proprio contributo, col lavoro di tutti, del team, del progetto Giovani, di Michele Peruc, di Pagliana. Io ho messo il muro, siamo riusciti a fare un murales.